Lesioni al volto, fratture al naso, agli zigomi, occhi neri. Una nottata da dimenticare è quella tra sabato e domenica. I feriti sono stati dimessi dall'ospedale. Rimane lo sconcerto per una lite degenerata in violenza avvenuta nel cuore di Vittorio Veneto. Una piazzetta questa dove si trovano molti giovani. Qui c'è un locale che chiude a tarda notte ed è proprio qui che sarebbe iniziata la discussione. Alcuni avventori adulti sarebbero stati allontanati dal locale perché molesti. Una volta fuori, la lite furibonda con dei giovanissimi. Quando sono passata la rissa era già finita, però nel parcheggio c'era un po' di agitazione, i ragazzi che si spintonavano eccetera, quindi appena sono passata sono andata via. Hai preso paura ovviamente? È normale, però almeno sono passata quando era già finita. Due gruppi, da una parte 5 persone dai 23 ai 40 anni, dall'altra diversi giovanissimi, alcuni dei quali minorenni. Una parola detta male ed è scoppiato il finimondo, a rimetterci anche un addetto alla sicurezza del locale. Sicuramente un sentimento di vicinanza e di pronta guarigione al bodyguard, insomma, che era qui di servizio al locale, che è dovuto intervenire, ha operato e è intervenuto per cercare di dividere le due fazioni, e naturalmente lui nell'eseguire il proprio lavoro ha subito anche questa violenza, questa aggressione. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare tutti i partecipanti della rissa, visto che giovanissimi, alla vista dei carabinieri, si sono dati alla fuga, una zona questa poco sicura di notte. Potrebbe essere pericoloso, dipende dall'ora, da che gente riesce a trovare, ma solitamente è una zona tranquilla durante il giorno. Meglio non frequentare certa gente e cercare di stare nel proprio. Però c'è un po' di preoccupazione, di notte intendo, in questa zona? Ma quello sicuramente è un po' dappertutto. La dinamica la stanno accertando i carabinieri, che presto sentiranno i feriti e gli addetti alla sicurezza del locale. L'appello del sindaco ai due gruppi, soprattutto agli adulti: sarebbe meglio a volte non accettare provocazioni. Un altro appello alle forze dell'ordine di essere presenti soprattutto nelle zone quelle più frequentate, nelle ore notturne. La presenza dei carabinieri aiuta anche all'interno dei locali per far sì che ci sia un grado di attenzione elevato e che anche le persone che magari sono malintenzionate stiano un po' più attente rispetto appunto alla presenza dei carabinieri.